La S3 del Veneto è una strategia molto importante che ci accompagnerà verso il Veneto 2030, non solo delinea le priorità per attività di ricerca all'interno del programma regionale del FESR, ma in realtà è uno dei driver e delle priorità che utilizzeremo in moltissimi bandi sia del FESR che del Fondo Sociale Europeo Plus. È un percorso che ci ha portato alla cosiddetta scoperta imprenditoriale, ha coinvolto moltissime realtà nel nostro territorio, il partenariato degli stakeholder, delle università, degli enti di ricerca, delle imprese, e che delinea appunto 6 ambiti di specializzazione intelligente e poi le cosiddette traiettorie di sviluppo. Ad esempio i recenti bandi a valere sugli assegni di ricerca finanziati col Fondo Sociale Europeo hanno come priorità proprio le priorità individuate dalla S3, ma lo stesso i percorsi che riguardano le cosiddette reti innovative regionali, che sono uno dei più importanti strumenti che ha la Regione Veneto per avvicinare il mondo dell'università e quindi della ricerca applicata con il mondo delle imprese, si basa proprio sul percorso fatto con la S3.